realizza questa bellissima canzone che voi canterete con noi. Sulle mani! This is a love song. Che dicono essere votata al turismo, ma lasciamo perdere. Era arrivata lì, davanti alla hall di questo stiloso albergo, perché stilosa era la sua vita, perché aveva un portafogli talmente rigonfio di soldi che le faceva quasi indebitare con i suoi bei tacchi, sui suoi bei vestiti armani. Gli invitava dal suolo la signora. Arrivò davanti all'uomo della hall e disse: "Senta lei, per cortesia, mi mandi subito il kit delle valigie, che sta Sardegna non ci metto più piede l'ultima volta, sui traghetti che costano mamma mia, di treni inefficienti che siete ancora col trenino verde che insomma faccio prima andare a piedi, i taxi, che taxi no, si capisce, lo chiami e poi non ti rispondono, mi mandi subito il tizio delle valigie." E arrivò lui, il tizio delle valigie, un uomo che era abituato invece a guardare in basso, perché in basso strisciava il tenore di vita di colui che ha uno stipendio talmente misero da fare il portaborse, ma che portaborse, il portavalige. E lui, il portavalige, strisciava fin su per le scale a portare sti borsoni pieni di vestitoni che costavano. Lei guarda in alto, alto per ore di vita, lui guarda in basso, basso per ore di vita. Ma per un istante gli sguardi si incrociarono e nacque questa storia, per chiamarla storia d'amore un po', nacque questa storia che a lui piacque, ma piacque talmente tanto che mischiando un po' di sardo, un po' di inglese, un po' di italiano, per spiegare quanto gli piace questa storia, disse più o meno: Arrogugona. Scusa, cosa hai detto? Dico Arrogugona. Riuscissi a fare, ma non con l'idea di
mai